Bentornati sul nostro canale. Oggi, come ogni venerdì, facciamo un video dedicato un po' ai lavori quelli un po' più rappresentativi del periodo. E in questo caso noi dobbiamo fare un lavoro particolare all'interno del vigneto che abbiamo estirpato. Come avete visto nelle scorse settimane abbiamo dedicato vari video alle varie lavorazioni che abbiamo dovuto fare all'interno appunto di questo appezzamento per appunto fare le operazioni di estirpo, e quindi adesso in questo momento proseguiamo con queste operazioni. Ecco, se vi ricordate abbiamo fatto i vari lavori dal tirar via la parte vegetativa a tirar via i fili di ferro, i pali, e abbiamo tagliato tutti i ceppi con la motosega, se vi ricordate, e abbiamo lasciato un tronchetto che avanzasse su dal terreno e tutte le radici annesse. Ora cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiamato pochi giorni fa il terzista che venisse con un macchinario particolare che andasse a lavorare il terreno in modo tale da far emergere tutto l'apparato radicale e appunto anche il tronchetto. Quindi abbiamo sollevato di fatto la terra e messo alla luce tutte le radici. In questo momento quindi abbiamo tutti i vari ceppi sradicati dalla terra, mossi dalla terra, e quindi adesso dobbiamo andare a recuperarli in modo tale da liberare tutto il terreno. Ecco, praticamente noi abbiamo tutto quello che dicevo, le radici e il tronchetto che rimaneva fuori dal terreno sollevate da terra. In pratica il terzista è riuscito a lavorare il terreno in modo tale da far fuoriuscire appunto tutte queste componenti, e quindi adesso appunto dobbiamo andare a recuperarle. Ecco, praticamente noi abbiamo chiamato il terzista che venisse con questo apposito macchinario che si chiama Wagner. Praticamente smuove molto velocemente tutta la terra e fa fuoriuscire appunto tutte le radici, tutta la parte di legno appunto delle viti che rimaneva all'interno della terra, e smuove molto la terra, per cui rende la terra molto friabile, e quindi adesso è molto facile per noi andare a togliere queste parti che di fatto sono tutte belle smosse e caricarle appunto sul muletto e poi sulla carretta. Infatti vedete, cioè la terra è molto mossa, molto friabile, e le radici praticamente si sono sollevate tutte ed è quindi facile per noi andarle a raccoglierle. Noi abbiamo chiamato appunto il terzista che è venuto in questi giorni e chiaramente adesso possiamo fare questo lavoro, perché ovviamente non potevamo farlo prima perché dovevamo aspettare appunto che venisse con questo macchinario che noi ovviamente non abbiamo. Adesso che è arrivato il terzista cerchiamo di farlo velocemente questo lavoro, perché nei prossimi giorni mette pioggia e ovviamente venire a lavorare qui nei terreni smossi con il terreno molto umido, molto bagnato dopo le piogge diventerebbe un po' difficile. Cerchiamo di farlo velocemente appunto per anticipare le piogge in modo tale di lavorare con un po' più di decenza. Ecco, quello che dobbiamo fare è praticamente andare a raccogliere ogni ceppo, ogni parte radicale con il suo ceppo, e andarlo a caricare nel muletto. Poi dal muletto lo trasferiamo nella carretta in modo tale che poi possiamo il rimorchio andarlo a svuotare dove vogliamo, e in questo modo liberiamo tutto il campo. Ovviamente è un lavoro un po' lento, però è l'unico modo che almeno noi ci troviamo a fare questo lavoro. Diciamo che insomma, essendo anche una buona superficie che abbiamo estirpato, ci vorrà un po' di ore di lavoro, però poi se non altro abbiamo tutto il terreno libero da appunto ceppi, parti radicali eccetera, e quindi poi si può lavorare abbastanza tranquillamente. Ecco, quello che è rimasto dal terreno e che attraverso il macchinario è stato estirpato è proprio questa componente qui. Quindi abbiamo le radici che erano all'interno della terra, e più o meno la terra andava a coprire circa fino qua questo ceppo, e se vi ricordate abbiamo tagliato con la motosega circa un 10 cm, 6-7 cm dal terreno, in modo tale proprio perché con questo macchinario si riuscisse poi ad andare a estirpare tutto bene e si potesse poi vedere, in modo tale che adesso quando andiamo a fare questo lavoro si potesse vedere bene tutta la parte di legno, in modo tale da caricarla sul muletto. Ecco, in mezzo a tutta la parte radicale ci sono diversi componenti fatte così. Queste erano le margotte che si è andati a creare. Se vedete proprio si vede benissimo la parte che era aerea, la parte che era sottoterra, che quindi ha creato l'apparato radicale, e poi l'altra componente aerea. E ovviamente in questo caso abbiamo estirpato tutto, quindi questo materiale va perso, però negli anni sicuramente ha creato queste radici, e dalla vite madre sicuramente avrà creato una vite figlia che avrà creato appunto produzione, uva e tutto quello che ci serviva a noi per la parte produttiva. Ovviamente questo fa vedere
un esempio, diciamo, di come la vite si adatta bene al sistema di propagazione, la specie appunto di margotta, proprio perché ha queste radici molto, molto vigorose che si adattano bene, che riescono a svilupparsi bene nel terreno. Questo è il primo muletto che abbiamo fatto di oggi. Come vedete lo facciamo bello pieno, perché sennò dovremmo andare a svuotarlo troppo frequentemente nel rimorchio, e riusciamo anche a tenerlo bello carico, perché le radici si incastrano tra di loro, creano un unico corpo, e quindi non c'è pericolo, diciamo, di perderlo più di tanto per strada, e comunque rimaniamo all'interno dell'appezzamento, per cui anche se ne perdessi una o due al massimo le raccogliamo di nuovo. E adesso niente, dobbiamo andarlo a svuotare nel rimorchio e poi ripartiamo. Oh dai, puoi andare a svuotare! Speriamo che non caschino. Abbiamo fatto bello pieno sto giro.
Ecco, questo è l'ultimo muletto che carichiamo sul rimorchio e poi il papà va a svuotare. Così è come si presenta prima di fare il lavoro, quindi con tutte le, diciamo, le parti di legno in mezzo al terreno. Così invece com'è dopo che siamo passati a fare il lavoro, quindi che abbiamo raccolto tutte le radici. Adesso il grosso del lavoro l'abbiamo finito, quindi abbiamo recuperato tutte le, diciamo, le radici e il tronchetto annesso. Ovviamente una parte di radici verrà per forza perso all'interno del terreno. Per recuperarlo, quando verremo a lavorare la terra con il ripuntatore, con l'estirpatore, avendo questi attrezzi, le ancore, quando andremo a, diciamo, lavorare la terra, li porteremo, tutto questo materiale lo porteremo in fondo, perché chiaramente poi quando andremo ad alzare l'attrezzo in fondo, diciamo sulla scarpata, sulla capezzagna, queste radici si staccheranno. Quindi porteremo tutto il materiale che non siamo riusciti a raccogliere perché è troppo piccolo, perché è troppo profondo, in fondo, diciamo, al vigneto, sia da una parte che dall'altra. In questo modo asporteremo ulteriormente queste componenti, che quindi libereremo il terreno ulteriormente dalle componenti, che quindi porterà maggiore, diciamo, beneficio al nuovo impianto. Ecco, magari nei commenti ci potete scrivere voi come siete abituati a fare questo tipo di lavoro, che immagino sia abbastanza impegnativo un po' per tutti, e noi abbiamo trovato buono questo sistema, ormai lo adottiamo da qualche anno. Ovviamente è un lavoro abbastanza fisico, abbastanza importante, magari ci farebbe piacere se ci scrivete qua sotto come fate voi, come siete abituati, così magari prendiamo spunto anche a noi. Ecco, allora siamo arrivati alla fine anche di questo video, vi ringraziamo di essere stati con noi, vi lasciamo qua in fondo come al solito una serie di schede relative ai vari video vecchi che abbiamo fatto, così potete prendere spunto se vi siete persi qualcosa. Intanto vi ringraziamo ancora e ci vediamo il prossimo venerdì con un prossimo video.